Straordinario miracolo eucaristico in un tabernacolo. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un fenomeno veramente straordinario. È molto difficile parlarne e non emozionarsi. È successo il 6 agosto del 2023. È una data questa molto importante perché la Chiesa ricordava in quel giorno la trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo. Una persona, proprio quel giorno alle 3 del pomeriggio, e questo orario ci deve indicare sicuramente qualcosa, alle 3 del pomeriggio è l'ora della Divina Misericordia. Un fedele, insomma, è entrato in una chiesa con un suo smartphone e a un certo punto era proprio l'ora della Divina Misericordia del giorno della trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo. Ha guardato verso il tabernacolo e ha visto un qualcosa di incredibile. Il tabernacolo ha iniziato tutto intorno a pulsare di una luce intensissima. È un fenomeno che lascia veramente senza parole. Il tabernacolo avvolto da questa luce intensa, intermittente, che veramente sembra in qualche modo abbia voluto riprodurre proprio in quel giorno il tabernacolo, abbia voluto darci un'idea di quella luce sfolgorante che emanava tutta la persona del Cristo nel momento in cui era sospeso in aria insieme ai profeti Mosè ed Elia, e quindi la sua figura trasfigurata, infinitamente più bella del normale, diciamo, che poi è un destino che, se ci pensiamo, aspetta anche ognuno di noi, no? Perché Cristo non è venuto per tenere per sé la sua gloria, ma per comunicarla a noi, garantendoci la risurrezione del corpo e anche la sua trasfigurazione, cioè il nostro corpo che riavremo 100.000 volte, miliardi di volte più bello, più luminoso di quello che abbiamo adesso. Quindi non ha fatto altro nostro Signore che farci vedere un'anteprima, diciamo, di quello che sarà il nostro destino di gloria che condivideremo insieme a Lui. Vi lascio a queste immagini del tabernacolo che proprio nel giorno della festa della trasfigurazione di nostro Signore si è inondato di una luce meravigliosa, e vi invito alla preghiera e ad una fede che diventi ancora più fervorosa. A presto carissimi, santa giornata.